Buongiorno, buongiorno, buongiorno! L'ecco che in effetti, Gilste. Questo è il mio detto di stamattina. Proverò ogni mattina di darvi il buongiorno con un detto. E una buona giornata a tutti quanti voi da Barletta Veste, Lelo Russe e buon inizio di settimana. Oggi è 25 settembre e mo sarebbe pure settembre, cari amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il mio buongiorno sempre a voi, dedicato a tutti i barlettani che amano Barletta, come Erecle ama Barletta e Avenzurist. E allora, che dire, sono veramente sconcertato delle cose che succedono qua. Giustamente, come mi faceva notare il buon Damiano, un mio amico, dice: Dello, tu quello che stai facendo è bello, però facciamo sempre la guerra dei poveri. Ciao Maria, ciao, che altro è Lilli, buongiorno Maria, buongiorno Lilli, buongiorno chi si chiama, c'è scritto loro due solamente. Buongiorno e buona giornata anche a voi. E che mi faceva notare questa cosa, vedete qua, sta ancora qua la busta dell'immondizia, proprio qua, vedete, proprio qua. Vedete? A me me lo disse il buon Agostino, però vedete queste buste di immondizia. Una signora distinta buttò l'immondizia e andò a messa. Poi voglio dire quello che diceva Damiano, giustamente. Damiano diceva: questa è una guerra dei poveri. Ma è possibile mai che in altri paesi piccoli ci devono fare i figan batch, tipo Martina Franca? Perché dice: ma io sono stata a Martina Franca, ho visto cose organizzate al 100%, organizzatissime, 3 ore la mattina e 3 ore la sera per buttare l'immondizia. Centri di raccolta differenziata, non indifferenziata. Se uno deve fare queste cose non fa altro che bene anche alla persona. Vedete, la signora qua stava a comprare le sigarette, è pigliata la cosa e scende a prendere. È proprio un'abitudine, non è che vogliamo dire è un'abitudine, non ce l'ha inculcato nessuno questa cosa. E poi, cari amici, sono venuta proprio apposta qua, vedete? Io vi voglio far vedere che cosa sta in questo cancello. Ma ci utilità a fermarsi, che cosa sta a fare? Ma una sporcizia che non finisce mai, ma non finisce mai, veramente. Di uno schifo totale, ma veramente di uno schifo totale. Oggi è da stamattina alle 5 che sta trunendo, va a venire a chiov dei trun, per vedere che va a venire, vedete come sta il cielo stamattina. Allora io voglio dire, vedete, cacca di cane a terra, sempre questo, perché qua è a 10 metri, a 5 metri dalla cappa che ha fatto il cane, c'è il contenitore per buttare le feci del cane. È proprio che nell'indole non c'è, non è, dici che non è che io voglio sempre mettere il dito nella chiacca, faceva la nonna, sempre dici nella chiacca, c'è una bestia. Però questa è una cosa che a me, sinceramente, io mi voglio promettere, e lo faccio davanti a voi,
che non ci voglio più parlare di queste cose, dell'immondizia, perché l'immondizia è una cosa ormai che si è capita, che c'è gente che veramente ci tiene alla città e c'è gente che non gli frega niente. Ieri, che poi tu hai detto, ieri, che fu domenica, che c'avevo più tempo, mi feci una passeggiata. Nel centro storico 3 ragazzini che stavano parlando per tipo una comitiva, stavano, non so se erano fazzoletti, erano sicuro, non so se erano di mangiare o di che. Io li butto a terra e dissi complimenti, così fai a casa? Si misero a ridere. C'è poi un'altra cosa, un'altra scena, vabbè, quella secondo me fu goliardica, perché lo fecero apposta. Praticamente stavano 4 ragazzi in macchina che mi conoscevano sicuramente per fare questo gesto, mi conoscevano, e praticamente dal finestrino buttarono la carta e si misero a ridere. Allora, quella diciamo che è stata una cosa secondo me fatta apposta per vedere la mia reazione. Ragazzi, io non sono un sceriffo, se tu sei padrone di fare quello che vuoi, io neanche ti posso rimproverare, perché non ho il diritto di rimproverarti. Io posso dirti solo: giovane, hai perso la carta, giovane, è tua quella cosa. Io ti posso dare un buon consiglio, ma assolutamente non sono uno sceriffo, non sono uno che ti può fare le multe, non sono uno che... Come ieri pomeriggio, quando abbiamo fatto il servizio siamo andati al castello, un bellissimo servizio, un ragazzo mi guardava sempre, dice: giovane, qual è il problema? Facci bene, perché mi guardi sempre? Dice, no. Guardate la cartolina, oggi anche nuvolosa, però è qualcosa di eccezionale. Un amore così grande è quello che non vogliamo capire, cari amici, è quello che non vogliamo capire, cari amici. Bisogna avere un amore così grande verso la nostra città, verso voi stessi, verso i vostri figli, verso che cosa imparare. Quella signora che cosa dà di esempio ai figli, che va a buttare l'immondizia, una signora di stile, che poi la cosa più orrenda, più schifosa è che va a messa, va a dire che fissa Gesù Cristo. Cioè, è quella che a me mi dà fastidio. Cioè, un po' di vergogna la dovresti avere, ma un pochettino. Madò, che bello, ragazzi, però è tardi, faccio il giro, se no non posso. E allora, cari amici di Barletta a Est, io spero che sono stato chiaro. Spero che sono stato chiaro che il nostro Barletta a Est non è fare i sceriffi, non è fare i giustizieri, i paladini della giustizia. Quello che volete fare, ognuno è padrone di fare quello che vuole. Visto che il pesce puzza dalla testa, che belli questi 2 uccellini. La regina. Voglio fare gli auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, compleanni, matrimoni, nascite, auguri, veramente di vero cuore. E dicevo, noi non vogliamo essere i paladini della giustizia, perché il pesce puzza dalla testa, perché se lo Stato funzionasse, se le istituzioni facessero funzionare tante cose, tipo multe a go-go, invece di fare le multe a quelle povere persone che parcheggiano per 2-3 minuti, dove c'è il grattino, che sono giuste quelle multe. Fare multe a chi viola la nostra
civiltà, di essere civili, E poi non ve ne siete che sti cazzo di chiacchiere, che votazioni, cose, chiacchiere queste, perché ora è il momento giusto. Se vuoi punire, a chi vuoi punire? Perché ora a maggio si va a votare e votate, vediamo chi votate, vediamo a chi votate. Comunque è una guerra persa, però noi siamo duri, non molliamo ragazzi, noi non molleremo mai. Buon compleanno bambina. Beh ragazzi, vi auguro con questo magnifico cielo, mamma ci va succedere, ma c'è come zacchiovvi. Vi auguro un buon inizio di settimana, un buon tutto, di vero cuore, ma di vero cuore veramente, soprattutto a quella brava gente che ama Barletta, che ama la civiltà, che ama l'odore di questa città. Perché quello che ti dicono no, non è show, solo che siamo tra, non voglio neanche dirlo perché è anche una maleducazione verso Zapponita. Noi siamo una grande Zapponita, perché anche se Zapponita io non è che mi posso permettere di dire, perché non la conosco bene, se funziona, se non funziona, ma volevo dire, siamo 50 anni indietro a altre città, quello voglio dire. Scusate se non vorrei offendere nessuno di Zapponita, perché mi rendo conto di aver sbagliato già da adesso. Voglio dire, quei paesi che non vengono curati, perché Zapponita, non lo so, ripeto, non mi posso permettere di dire che Zapponita è un paese che non viene curato. Ripeto, scusate a tutti gli abitanti di Zapponita, qualcuno se ci ascolta. Volevo fare un esempio stupido, ma ho sbagliato a dire la città. Quelle città piccole che sono dimenticate da Dio. Allora Barletta e a Vest, vi voglio far capire che non è che siamo 5.000 abitanti, siamo una grande città, noi possiamo diventare una grande metropoli, ma una grande, però ci deve mettere tutti quanti del nostro, della buona educazione e il senso civico. Barletta e a Vest. Ciao ragazzi, buona settimana.